Mezzanotte a Bassano per un principio di incendio sul Ponte degli Alpini in restauro, provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco per scongiurare il peggio, indagini sulle cause. Era molto esperto e prudente, sempre prudente ai nostri microfoni il fratello di 54enne morto ieri sera nello schianto di un deltaplano a San Stino di Livenza, non è escluso un guasto al motore. Caso Grandi Navi, l'ipotesi governativa su Chioggia fa alzare lo scontro, Regione e Comune di Venezia contrari, ma l'amministrazione clodiense è disponibile. Faccia a faccia polemico stamane tra i sindaci Brugnaro e Ferro. Una nave enorme punta su San Marco e lascia macerie e fiamme, il cartoon shock pubblicato sul blog di Adriano Celentano che torna ad attaccare sul tema dei colossi a Venezia. Autonomia ieri sera, il costituzionalista Bertolissi a 20:10 dice il testo c'è, i 5 Stelle non dicano bugie e facciano la loro proposta. Tragedia di Cison, liberi da ieri i fratelli Stella inizialmente accusati di omicidio, la svolta dall'autopsia sul corpo di Alessandro Sartori, l'avvocato dice una prova dolorosa per i ragazzi. Collaborazione tra l'Università di Padova e quella statunitense di Harvard per mettere a punto un guscio morbido robotizzato per proteggere gli anziani dalle cadute. Mobilità sostenibile, presentato il progetto Aria Pulita di Asco Trade, in arrivo quasi 200 stazioni di ricarica per auto elettriche, ben 48 nel territorio di Treviso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, avete visto e sentito dei titoli, subito la cronaca di una notte di paura a Bassano del Grappa, il simbolo di Bassano, il Ponte degli Alpini aggredito da un principio di incendio provvidenziale e l'intervento dei Vigili del Fuoco, e ci sono ovviamente le indagini in corso sulle cause. Sentiamo. Momenti di paura la scorsa notte sul Ponte degli Alpini, dove è scoppiato un incendio che solo l'immediato intervento dei pompieri ha evitato si propagasse all'intera struttura. Un'ipotesi che in più occasioni era stata presa in considerazione durante i lavori di restauro e lo stesso ex assessore Campagnolo, lo ricorderete, aveva dichiarato al nostro microfono di aver dato mandato per il posizionamento di telecamere termiche per prevenire proprio disastri in caso di fuoco. Oggi per fortuna l'elettronica ci dà una mano importante, sono tecnologie sviluppate ultimamente che riescono a misurare, a infrarossi, a misurare le variazioni di calore e che automaticamente segnalano poi eventuali situazioni anomale entro dei range preimpostati. È un po' lo stesso meccanismo che sta oggi monitorando il ponte, però rispetto al discorso delle piene e ai movimenti dello stesso. La stessa cosa può essere fatta legando a un occhio elettronico. Fuoco che poco dopo la scorsa mezzanotte ha lambito la base del puntone di legno a monte della riva destra del ponte. Scattata l'allerta ai Vigili del Fuoco che dal balcone della taverna degli Alpini con un getto ad alta pressione sono riusciti a spegnere il rogo evitando il peggio per una struttura reduce, come ben sappiamo, da un lungo e delicato intervento di restauro. Il ponte per tutta la notte e ancora in mattinata è stato chiuso per questioni di sicurezza. I Vigili del Fuoco sono tornati sul posto per i rilievi e soprattutto per cercare di capire l'origine dell'incendio. E adesso la tragedia consumatasi ieri sera a San Stino di Livenza, il deltaplano che precipita la morte di un 54enne della provincia di Pordenone. Non è escluso un guasto al motore come causa del dramma e il fratello della vittima dice era molto esperto ed era sempre prudente. Un decollo andato storto, un volo brevissimo, una manciata di secondi, poi lo schianto violento contro un'abitazione. Non c'è stato nulla da fare ieri nel tardo pomeriggio a San Stino di Livenza per un 54enne residente a Fontana Fredda nel Pordenonese, Enos Gaiga, imprenditore del volo dal momento che realizzava e gestiva piccoli velivoli. Fatale gli è stato il deltaplano che un amico voleva fargli testare. L'incidente è poco dopo le 18, non lontano dall'aviosuperficie Parco Livenza di via Fosson, da dove era partito. Sul posto sono arrivati alla spicciolata i responsabili del campo di volo, gli amici di Gaiga e il fratello Virgilio, che non ha voluto farsi riprendere in volto, ma ci ha raccontato di come il volo fosse per Enos la sua vita. Era la vita di 30 anni. Faceva anche il produttore di piccoli ultraleggeri che volavano in acqua, sì, potevano atterrare in acqua e come tutte le cose anche un po' pericolose porta a queste disgrazie in parte. Poi saranno le autorità, le cose a spiegarci cosa è successo.
Sul posto, oltre a Suem e Vigili del Fuoco, i carabinieri, a cui spetta ora riferire l'esito dei rilievi alla Procura della Repubblica di Venezia, rilievi supportati anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'aviosuperficie. Non è escluso che a causare la caduta sia stato un guasto al motore. Il 54enne, riferisce il fratello, era un esperto di volo sportivo, deteneva il brevetto di un particolare deltaplano in grado di decollare direttamente dai corsi d'acqua, la cosiddetta barca che vola, con cui aveva avuto successo anche all'estero. E poi era sempre molto attento, quelle poche volte che io lo accompagnavo alle varie piste o quando volava con i suoi aerei, era una persona sempre che faceva sempre i controlli, se vedeva qualcosa che non andava, non partiva, insomma, era uno con la testa sulle spalle. E adesso il dramma sfiorato ieri sera a Padova quando è crollato il poggiolo della Canonica durante la manutenzione. 3 persone ferite, 2 di loro trasportate d'urgenza con l'elicottero in ospedale a Padova. Questo è il bilancio dell'incidente avvenuto martedì pomeriggio nella canonica della chiesa San Giovanni Battista in via Ponte Vigo d'Arzera a Padova. La balaustra in cemento di un poggiolo è crollata all'improvviso. 2 persone sono cadute dal terrazzo per il cedimento, investendo una terza persona che si trovava in strada. I 3 feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM e 2 di loro sono stati portati in ospedale d'urgenza. Uno ha riportato un trauma cranico, l'altro è escoriazioni e botte su tutto il corpo. I vigili del fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza dello stabile, stanno ora facendo dei controlli sulla stabilità del poggiolo e sulle cause del cedimento. Parliamo di autonomia adesso. Ieri sera il costituzionalista professor Mario Bertolissi a 20:10 si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Chi dice che il testo dell'autonomia non c'è o è scritta male afferma il falso, e il dubbio, ha detto, è che loro sappiano veramente scrivere. Sentite le sue parole ieri sera. Intendiamoci, non ho nessun problema ad affrontare il contraddittorio con chiunque. Tutta questa vicenda è caratterizzata dal fatto che si susseguono luoghi comuni destituiti di ogni fondamento. Allora, un ministro dice, mai visto? Va bene, siamo allo stadio zero, che di riflesso l'interlocutore, chi non sa, chi a casa, chi lavora ogni giorno, chi ha altri pensieri, pensa questo. Le regioni che si fanno avanti in realtà non hanno fatto niente, chiedono e basta, non abbiamo visto nulla, quindi di che cosa volete che ci occupiamo? Dall'altra parte c'è un altro che dice è scritta male, a parte il fatto che io mi permetterei, so tenere la penna in mano, vedete che ho la penna in mano? Ecco, potrei dubitare che qualcuno... si è offeso. No, io potrei dubitare che qualcuno sia capace di tenere la penna in mano oggi. Lei sa, perché digitano dalla mattina alla sera, non sanno neanche avvitare una vite, perché questo è quello che ti dicono, essendo abituati. Ma il problema è che questo dopo influisce sul pensiero. Certo. Ecco, e allora io mi limiterei, dovete mettervi d'accordo, perché non è che entrambi o ha ragione l'uno o ha ragione l'altro, avete torto entrambi, perché il primo afferma una cosa che non è vera, il secondo non l'ha comunque letto. Io avevo sempre suggerito, scrivete il controtesto, perché se scrivete il controtesto poi prendiamo anche noi la matita rossa e blu e cominciamo a segnare gli errori che fate, ha capito? Perché altrimenti da una parte abbiamo chi lavora, chi produce, chi ti sottopone il progetto, dall'altra parte hai uno che ti dice solo che non va bene. No, non funziona mica così. Se non va bene questo progetto mi dai il tuo progetto, che dopo vediamo se il tuo progetto va bene. Certo. Ci siamo capiti? Tant'è vero che io ho sollevato anche il dubbio che sappiano scrivere. Queste le parole, ma c'è un'altra infuocata polemica sull'asse Venezia-Roma, non solo l'autonomia, anche il tema delle grandi navi. Dopo quanto accaduto domenica, allora c'è l'ipotesi di Chioggia, l'ipotesi governativa del passaggio delle navi a Chioggia come soluzione, che ha alzato il livello di scontro in queste ore. Filippo Fois, com'è la situazione a Venezia? Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. La situazione, come hai detto tu, è tesa, perché le due parti sono distantissime. Ne abbiamo avuto un esempio proprio questa mattina, un paio d'ore fa, alla festa dei Carabinieri di Venezia. È venuto un rapidissimo faccia a faccia tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il sindaco di Chioggia Ferro.
Brugnaro, in un atteggiamento estremamente freddo, possiamo dire con toni poco diplomatici, rimproverato l'atteggiamento dei 5 Stelle e ha detto poi infine al sindaco che spiegherà lui se riescono a portare a termine questa operazione i 5.000 posti di lavoro che verrebbero persi a Venezia se le navi da crociera venissero effettivamente deviate verso Chioggia. Da per suo il sindaco Tiziano Ferro ci ha detto di aver già parlato con le categorie economiche della città e di aver riscontrato un grosso consenso a questa iniziativa. Per quello poi che riguarda questo scontro, abbiamo sentito anche il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, il quale chiede a tutte le parti un passo indietro, ha detto no ai campanilismi, vediamo di sederci a un tavolo e di risolvere una questione che non riguarda né Venezia che Chioggia ma l'intera laguna di Venezia. Un'ultima notizia riguarda le 2 ferite che sono tuttora ricoverate all'ospedale civile di Venezia, le 2 ferite nell'incidente di domenica. Il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Dalben ci ha detto che una delle 2 signore che doveva subire un'operazione alla spalla l'ha superata brillantemente. Per entrambe è prevista la dimissione dall'ospedale nei prossimi giorni. Con questo per ora è tutto, ve ne restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. E dunque un livello di scontro alto su Chioggia, l'avevamo già assaggiato ieri questo scontro, con la disponibilità da una parte del sindaco di Chioggia, ma dall'altro anche le grandi perplessità del governatore del Veneto Luca Zaia. Tra le varie ipotesi in campo per il passaggio delle grandi navi, quella su cui il ministro Toninelli sembra spingere di più riguarda Chioggia, in particolare Porto di Valdario. Soluzione caldeggiata anche dal sindaco Ferro, che probabilmente così risolverebbe anche la spinosa questione del bombolone GPL. Se qualora fosse individuata Chioggia come sito da parte del ministro, noi saremmo disposti a fare la nostra parte. Riteniamo che già c'è un sito dove c'è la crocieristica, che è i Saloni. Nel progetto però che è sul tavolo del ministro si parlava della località Valdario, e quindi è tutt'altra concezione, quindi si può prendere in considerazione se questo può fare la parte di sgravare Venezia. Noi saremmo disponibili. Ma se il sindaco pentastellato si dice disponibile in accordo col ministro Toninelli sulla possibilità di far passare le navi a Chioggia, di diversa opinione il governatore Zaia, secondo cui, vista la specificità anche di questo comune, si risolverebbe ben poco. Ma guardi, vogliono farlo a Chioggia, intanto è passato un anno. 2, cioè a farlo a Chioggia è come chiedere alla sovrintendenza a Roma di aprire dei balconi nuovi sul Colosseo. Cioè Chioggia è una piccola Venezia tutelata. Se tu hai una decisione che direi entro giugno, vuol dire che ce l'hai già tutta fatta, no? Già tutta in testa, devi solo preparare un po' di carte per presentarla. Annunciala, no? E intanto sul dibattito grandi navi, che è un dibattito mediatico anche internazionale, si è espresso nuovamente Adriano Celentano nel suo blog con un video shock, così come si era espresso anni fa, sempre sul tema delle grandi navi. Il colosso arriva e non c'è più nulla da fare. Nello scenario da incubo di una Venezia plumbea, la nave sventra San Marco, distrugge la facciata di Palazzo Ducale e lascia macerie e fiamme. Firmato Adriano Celentano, e il titolo non lascia spazio a dubbi, un motivo per cui i governi dovrebbero cadere. Sul suo blog 53 secondi inediti e profetici del cartoon Adrian, in cui una gigantesca nave da crociera attraversa la Giudecca fino all'irreparabile, un video che arriva a 48 ore dall'incidente di domenica e ribadisce la posizione del molleggiato sulla questione grandi navi. Quella natura che voi avete piegato vi distrutto. Mi auguro che dopo questo grave incidente chi deve decidere decida in fretta e con il coraggio dell'onestà, scrive sul blog Celentano, che nel suo cartoon aveva già immaginato i rischi estremi delle grandi navi a Venezia. Una battaglia che per Celentano non è nuova. 6 anni fa un piccolo passaggio di una sua canzone aveva suscitato polemiche. Fino a quando il comune di Venezia non fermerà quei mostri. All'epoca, era il 2013, il mondo politico e istituzionale reagì in coro. Celentano continua a fare il cantante e lasci le cose serie a noi. Oggi la risposta è decisamente diversa.
Dal tema navi torniamo alla cronaca. La Marca Trevigiana, abbiamo raccontato ieri dell'autopsia che ha dato una svolta alle indagini sulla tragedia di Cisonno, quella zuffa al bar, e poi la morte di Alessandro Sartor, il 45enne operaio. I due fratelli Stella erano in carcere, prima erano in carcere con l'accusa di omicidio preteramente intenzionale, poi erano stati scarcerati, ma sempre sotto inchiesta con l'accusa di omicidio. Ebbene, l'autopsia ha rivelato che il 45enne è morto di infarto. Da ieri dunque liberi i fratelli Stella. Le parole dell'avvocato che li ha sentiti, insomma, che parla anche della loro liberazione e della rabbia, per quanto detto molto anche sui social in questi giorni. Sentiamo la sua intervista al telefono. L'ufficio del GIP ha già disposto la revoca delle misure, di tutte le misure a carico di entrambi gli Stella, che erano state disposte all'esito del lungo interrogatorio in occasione della convalida del fermo. Un interrogatorio molto articolato, un interrogatorio anche coraggioso, se posso dire, perché in queste situazioni non è facile avere il coraggio di proporsi all'autorità giudiziaria per dei giovani che erano anche provati psicologicamente, però è stato molto producente dal punto di vista dello sviluppo del procedimento. Ecco, loro avevano sempre mantenuto la stessa dichiarazione. Ma sono stati di una coerenza e anche di un dettaglio che credo sarà estremamente utile alla Procura per andare ad approfondire in futuro le responsabilità di coloro i quali hanno, con delle dichiarazioni sicuramente non veraci, non veritiere, hanno messo in piedi questo orrendo meccanismo, perverso meccanismo marchingegno, a carico di questi due fratelli che in realtà erano estranei a quegli addebiti che venivano elevati loro. Lo hanno sempre detto, lo hanno detto dal primo momento, con coerenza, con ricchezza di particolari, con tutto l'apporto mnesologico che potevano ricordare da una serata così convulsa, così triste, e alla fine quello che loro hanno detto si sta puntualmente materializzando passo dopo passo. Adesso, avvocato, lei chiamerà ovviamente i suoi assistiti per dargli questa notizia, insomma. Voglio farli riposare, voglio farli rilassare, sono giornate tremende. Il meccanismo della giustizia penale, soprattutto per chi come loro non lo conosceva minimamente, è un meccanismo terribile. È stata una prova dolorosa. Domani sicuramente farò un incontro con loro anche proprio per sorridere insieme rispetto a quello che era uno scenario catastrofico per le loro vite. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi ancora la cronaca dal Veneto. Rieccoci in diretta con la prima edizione, torniamo a parlare del principio di incendio sul ponte degli Alpini in restauro a Bassano del Grappa. Dai primi accertamenti sembra da escludere l'origine dolosa del principio di incendio. A questo scopo stamane il personale SAF dei Vigili del Fuoco si è calato sulla trave interessata effettuando rilevazioni per verificare un'eventuale presenza di acceleranti che al momento è esclusa. I dati saranno inviati al laboratorio chimico dei Vigili del Fuoco di Mestre. Intanto un altro incendio, stavolta nel pomeriggio di ieri in via Confalonieri, siamo a Padova, fortunatamente non ci sono feriti ma danni ingenti all'appartamento. Probabilmente è stato un cortocircuito partito dalla lavatrice ad innescare il rogo che ha distrutto martedì pomeriggio un appartamento al secondo piano in via Confalonieri a Padova. Nell'incendio fortunatamente non è rimasto ferito nessuno, nonostante i danni siano ingenti. I vigili del fuoco sono accorsi dalla centrale cittadina verso le 15:45, impiegando quasi 2 ore per domare il fuoco che ha provocato serie conseguenze all'abitazione. E adesso i disagi su una linea ferroviaria tra Padova, tra l'Alta Padovana e il Trevigiano per il blocco di un treno della linea, e pensate tutto questo a causa di un materasso.
Un materasso volato da una tettoia di una casa è finito sotto un treno che è stato costretto a fermarsi, lasciando a piedi 40 viaggiatori costretti ad attendere nuove carrozze. È accaduto lunedì sera tra le stazioni di San Pietro in Gu e Carmignano di Brenta. Il regionale Vicenza-Treviso si è fermato perché le molle del materasso si sono incastrate tra gli ingranaggi della motrice. La vicenda avrebbe potuto concludersi con qualche ora di disagio per i passeggeri, ma sul posto è intervenuta perfino la Digos di Padova per verificare la dinamica dell'accaduto ed escludere il rischio di qualche atto vandalico da parte dei richiedenti asilo accolti in zona. Alla fine si è scoperto che il materasso era stato sistemato sopra la tettoia della casa cantoniera da una famiglia che abita lì da qualche tempo per dargli una rinfrescata. Il materasso però è finito sulle rotaie e ha investito il treno. La linea è tornata alla normalità verso mezzanotte dopo l'intervento del carro di soccorso per trasportare via il treno guasto. Lasciamo la cronaca adesso. Un'importante collaborazione tra l'Università di Padova e quella statunitense di Harvard per mettere a punto un guscio robotizzato per proteggere dalle cadute. Sentiamo. Come in un film di fantascienza, i nostri anziani saranno protetti da un capo d'abbigliamento che funge da esoscheletro, ovvero una sorta di corazza o guscio per sostenerli ed evitare le perdite di equilibrio e le conseguenti cadute. Il futuro è qui e lo sta studiando l'Università di Padova con un progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la Scuola di Medicina di Harvard negli Stati Uniti. Il progetto è articolato in 2 fasi, spiega Alessandra Del Felice del Dipartimento Patavino di Neuroscienze. Acquisiremo in laboratorio di analisi del movimento la cinetica articolare, cioè le modalità del cammino di ciascun individuo, associato all'attività cerebrale e muscolare di soggetti anziani sani. Potremo così mappare il controllo del cammino e utilizzare queste informazioni per controllare un dispositivo innovativo per la prevenzione delle cadute nell'anziano. Nella seconda parte del progetto, i segnali cerebrali e muscolari saranno integrati nell'esoscheletro morbido per prevenire la caduta. L'Università americana, ideatrice del prototipo, verrà supportata dal BO, dove è forte e stabile la conoscenza nel campo dell'analisi dei segnali cerebrali, dell'analisi del movimento e dei software intelligenti per la robotica, già applicati a un progetto europeo in corso. In vista del 13 giugno, festa di Sant'Antonio, numeri da record per le visite alla tomba del santo e le reliquie, con pellegrini in arrivo da tutto il mondo. È iniziata il 31 maggio la cosiddetta tredicina, il periodo di avvicinamento al 13 giugno, festa di Sant'Antonio, e in questi giorni aumenta in modo esponenziale l'afflusso di pellegrini sia alla tomba che alle reliquie. Arrivano soprattutto dalla Polonia, dalla Francia, dai paesi nordici e poi da Colombia, Brasile, Argentina, Russia e Vietnam. In notevole aumento le cifre rispetto all'anno scorso. Il 2 giugno ben 4.987 passaggi alle reliquie e la Basilica aveva tutti gli 800 posti a sedere occupati durante la Santa Messa presieduta da Monsignor Dalcin, delegato pontificio, con 2.500 ostie consacrate. I fedeli e pellegrini vengono naturalmente anche da tutta Italia e le loro testimonianze sono sempre emozionanti. È una cifra altissima e comunque fa pensare che ancora l'esempio premia chi prega questo santo, che secondo me è veramente un esempio sia soprattutto per il discorso della povertà, del discorso del dare ai poveri. Da dove viene lei? Da Torino. Io sono contento perché se contassi anche la mia visita andare al santo, perché è il mio santo. Io mi chiamo Antonio, allora sono venuto a fare una visita. Da dove viene lei? Io vengo da Bologna. Io sono veneta, ho sposato un bolognese. Io è la terza volta, non me la ricordavo così bella. Molto. Sono venuta l'ultima volta 20 anni fa. Cosa si chiede di solito a Sant'Antonio? Pace, salute. Io non sono un credente praticante, insomma, no? Però è chiaro che ognuno chiede cose che c'ha dentro di sé, insomma, no? Così. Da dove venite? Dalla Sicilia. Proprio in Sicilia le sacre reliquie stanno viaggiando per incontrare chi non può venire a Padova. Fino al 15 giugno, accompagnate da 2 frati della Basilica, stanno facendo tappa in 10 località, in ogni santuario e in ogni parrocchia. In questi giorni sono a Scicli. Il viaggio si concluderà il 13 giugno a Palermo. Ambiente adesso, rivoluzione green in arrivo, parliamo di mobilità sostenibile, rivoluzione in Veneto ma soprattutto nella Marca.
Quasi 200 nuove stazioni di ricarica per le auto elettriche in tutto il Veneto, ben 175 installate grazie a un accordo con 68 amministrazioni comunali. Sono i numeri destinati a crescere del progetto Green Aria Pulita promosso da Ascotrade in collaborazione con Bicharge. Presentazione a Treviso, visto che nel capoluogo della Marca è in corso una piccola grande rivoluzione in tema di mobilità sostenibile. E oggi per noi è una giornata di grande soddisfazione, di grande gioia. Abbiamo presentato il nostro piano non solo nel comune di Treviso ma anche nell'intero Veneto. 197 stazioni di ricarica che verranno installate nel Veneto, di cui 157 in provincia di Treviso. Questo solamente per quanto riguarda il pubblico, cioè mi sto riferendo alle amministrazioni comunali. Quindi un'azienda del territorio che ancora una volta riafferma il suo ruolo, prendiamo per mano il nostro territorio, così come negli anni 70 è stato fatto per la metanizzazione. Questa è un'amministrazione che sta portando a casa dei risultati importanti in solo 365 giorni. Mi vengono in mente le 1000 piante che Ascotrade ci ha donato e che già 300 sono state piantumate. Mi viene in mente i nuovi bus elettrici che sono stati portati in città. Adesso andremo a installare 48 colonnine elettriche per ricaricare le auto elettriche, di cui 38 proprio nei quartieri, in quelle aree che avevamo garantito e promesso maggiore attenzione, e lo stiamo facendo. Colonnine nel Trevigiano, ma anche a Belluno, Venezia, Vicenza, Padova e Rovigo. Progetto di installazione che sarà completato nei prossimi 12 mesi per mettere al passo il territorio con la crescita esponenziale del numero di auto elettriche in circolazione. Auto che tra non molto potranno essere ricaricate anche a casa propria, come ha annunciato lo stesso presidente Busolin. Metteremo a disposizione dei nostri clienti si chiamano wall box, quindi comodamente da casa si potrà ricaricare l'auto elettrica mentre si dorme, perché giustamente in casa si fa nel garage, mentre si è a casa, mentre si dorme e si riposa. Siamo in chiusura, ore 13 fra pochissimo, oggi è mercoledì, quindi è il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande. Parleremo oggi di assegni familiari, flat tax e partita IVA, dunque una puntata da non perdere. Come sempre potete intervenire in diretta per fare le vostre domande. Ospiti di Ferdinando Marino sono Luigino Tasinato, Rossana Careddu e Alessandro Squizzato di Nidil CGIL Treviso. E poi questa sera 20:10 Andrea Tonello e l'avvocato Chiara Balbinotti. Il caso è quello di Chantal, lo ricorderete, la bimba rapita dall'ex compagna ungherese dell'imprenditore padovano, una vicenda che ha toccato molte persone. E è davvero tutto, vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo stabile e soleggiato, tuttavia non si esclude una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 giugno. Sul Veneto qualche nube in più sui rilievi, dove saranno possibili anche dei piovaschi in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Sarà più soleggiato invece sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con tempo in prevalenza asciutto e stabile dappertutto, ma con i consueti disturbi, specie al pomeriggio, sui settori montuosi. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 26 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane invece avremo qualche pioggia a carattere sparso, ma in genere di debole intensità. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.